A Cavallino Treporti un nuovo distretto sociosanitario unico con annessa la nuova sede del punto del primo intervento, un investimento da 2.700.000 euro a carico della ULSS 4 per il nuovo edificio della superficie dei 1.518 metri quadri. Costruiremo la nuova sede del distretto sanitario con il nuovo punto di primo intervento e la nuova sede per i veterinari. Il terreno concesso gratuitamente dal comune di Cavallino Treporti per la necessità del nostro territorio, e oggi più che mai ci siamo resi conto di quanto importante sia la sicurezza e anche soprattutto quella sanitaria. Il progetto dell'opera donato da Asso Camping, che raggruppa le più importanti attività ricettive del litorale. Insomma, un vero esempio di collaborazione tra pubblico e privato che andrà a coprire le esigenze tanto della cittadinanza quanto quelle dei turisti. In una località come la nostra, frequentata da famiglie con bambini, magari anche anziani in bassa stagione che da decenni frequentano la nostra località, avere un servizio sanitario, soprattutto di emergenza, è fondamentale. Molte persone, soprattutto in questi periodi, scelgono una località anche in base a questo tipo di servizi. Ed ecco in concreto come si strutturerà il nuovo distretto. Una parte dell'edificio sarà tutta dedicata al distretto, quindi gli ambulatori per le visite, l'ADI, tutta l'attività diciamo così distrettuale del consultorio e quant'altro. Una parte invece sarà appunto di primo intervento che raddoppia come metrature dagli attuali 200 metri quadri, arriva a 450 metri quadri con la camera calda, gli ambulatori dell'urgenza e emergenza, e ci sarà poi un piccolo edificio di 180 metri quadri destinato ai veterinari per la cura degli animali.